Veneto le imprese turistiche sono più di 45.000, quasi il 10% del totale. I turisti che visitano il Veneto sono soprattutto coppie senza bambini e giovani, alla ricerca di cultura, mare e divertimento. Scelgono la destinazione grazie a internet e al passaparola. Sono conquistati da enogastronomia, ristorazione, qualità degli alloggi e dall'ospitalità locale. La soddisfazione per l'offerta turistica della nostra regione è superiore alla media nazionale. Il sistema camerale è impegnato, direi, a 360 gradi, innanzitutto con i progetti derivanti dalla legge di riforma della Camera sul 20% nella promozione, da una parte, dall'altra anche con delle analisi, con degli studi che sono messi in campo con la Regione e con le università. E non solo questo, poi ci sono ovviamente attività di sostegno al turismo che ogni Camera fa a livello locale in sinergia con le istituzioni del territorio. Per favorire la competitività delle imprese, Unioncamere del Veneto e Isnart hanno curato un monitoraggio sistemico di fenomeni turistici regionali. In collaborazione con le Camere di Commercio, hanno selezionato 14 borghi che hanno sviluppato un piano strategico dedicato ad una nuova offerta turistica integrata. Per qualificare la filiera, hanno realizzato la terza edizione del corso Il turismo è cambiato, cambia anche tu, con 28 ore di alta formazione su cultura d'impresa, sostenibilità e collaborazione, a cui hanno partecipato 40 imprese. Io sono Morena Zangrandi e con la mia famiglia abbiamo un'azienda agricola che produce i vini della Valpolicella. E da qualche anno abbiamo aperto un agriturismo, l'agriturismo Villa Allegri, un agriturismo di charme. Io sono Valentina, sono la figlia della signora Morena e dal corso che abbiamo fatto, organizzato da Unioncamere Veneto, quindi il turismo è cambiato, cambia anche tu, ci porteremo sicuramente a casa l'importanza di collaborare con le attività locali per creare dei servizi da proporre ai nostri clienti che siano il più esaustivi possibile. È stato un corso che potrei definire concreto e completo. Siamo riusciti a capire l'importanza della selezione. Se io seleziono una tipologia di cliente, posso offrire a questo cliente il servizio migliore che lo renderà più felice. Consiglierei sicuramente il corso a colleghi che lavorano nell'ospitalità. Sono Gianni Tono e sono il titolare dell'azienda agricola San Pio X, azienda agricola dal 1708. Siamo anche azienda agricola multifunzionale. Oltre a lavorare la terra, facciamo attività complementari. Tra queste attività noi abbiamo l'attività di agricampeggio. Ospitiamo con camper, con tende, con roulotte, quello che vogliono, che sono ovviamente interessati a uno stile di vita agreste, non cercano da noi il lusso. Parlando allora di agriturismo, io quando ho visto che dalla Camera di Commercio è stato organizzato un training, ho capito subito che era il mio titolo. Io sentivo che dovevo cambiare, adesso ho un punto fermo. Io so chi voglio, chi mi piacerebbe portare qua e mi sto attrezzando step by step per cercare di comunicare questo. L'offerta turistica nostra è diversa da tante altre regioni d'Italia e questa diversità ci permette di perfezionare l'accoglienza, di perfezionare le professionalità dei nostri operatori e i numeri ci danno ragione. Il Veneto è la prima regione in Italia per afflusso turistico.